benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Insorgono le associazioni antiviolenza contro la sentenza che ha annullato l'ergastolo al femminicida nel Messinese. Si è aperta, denunciano, una breccia intollerabile. Emergenza idrica, situazione insostenibile a Caltanissetta con abitazioni senza acqua da 1 mese e mezzo. Tavolo regionale per la crisi ad Agrigento e intanto un turista su 4 ha disdetto la prenotazione per la Sicilia. Anticipo record dovuto a caldo e siccità, è già iniziata la vendemmia, i primi grappoli d'uva nei secchi dei viticoltori di una delle più grandi cantine d'Italia a Menfi, proprio nell'Agrigentino. Inaugurate a Catania 2 nuove stazioni della metro, Fontana e Montepo. Salvini in esclusiva alla TG Sicilia, stiamo recuperando anni di ritardi. Palermo ispeziona la discarica di Bellolampo dopo il sabotaggio, la commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, ma in periferia continuano i roghi della spazzatura non raccolta. Carceri sovraffollate, caldo soffocante nelle celle, 4 detenuti in sciopero della fame a Lucciardone di Palermo, uno si è cucito la bocca. Situazione difficile anche per le recluse a Catania. Musica, incontro con Brando Madonia, giovane cantautore catanese che è uscito con un nuovo singolo e ad agosto aprirà il concerto di Max Gazzè a Noto. Calcio, visite mediche per Blin al Palermo, 7 gol del Catania ai dilettanti dell'Assisi nel primo test precampionato. Sabato, rossazzurri di nuovo in campo contro la San Giustese. Bentrovati. Contro la sentenza che ha annullato l'ergastolo del femminicida messinese insorgono le associazioni antiviolenza. Si è aperta e la protesta una breccia intollerabile. Lorena Dolci. Ha strangolata nella sua villetta di Furcisiculo, poi avrebbe tentato il suicidio, infine ha chiamato i carabinieri per confessare tutto. Ma dietro quella violenza potrebbe esserci stata l'ansia da Covid. A dirlo è la sentenza della Cassazione che ha annullato l'ergastolo per Antonio De Pace, reo confesso dell'omicidio della fidanzata Lorena 40. Era il 31 marzo del 2020, prime fasi della pandemia. Una sentenza che ha suscitato un coro bipartisan di critiche per i centri antiviolenza, un duro colpo alle battaglie contro i femminicidi. Giustificare in qualche misura il fatto dell'omicidio da parte del signor De Pace solo perché eravamo in periodo di Covid certamente apre una breccia nella giurisprudenza di legittimità che è intollerabile. Per cui anche la tutela, diciamo, dei semplici, tra virgolette, maltrattamenti oggi è un po' più carente a questo punto con sentenze di tal fatta. Perplesso anche l'avvocato della famiglia Giuseppe Barba, che parla di motivazioni fantasiose che si discostano dal contenuto di entrambe le sentenze che avevano ritenuto ininfluente la circostanza del Covid. Se n'era parlato che lui era preoccupato del Covid, era preoccupato di contrarlo, ma non era mai emerso, insomma, come problema, diciamo, ai fini di un'eventuale condanna, anche perché il De Pace ha confessato sin dall'inizio di averla uccisa. E quindi non si poteva immaginare questo, cioè, lo stato d'animo come un attenuante, tra l'altro il primo precedente in Italia, non ce ne sono altri. Indignati i familiari della ragazza che vedono la vera motivazione della furia in un senso di inferiorità dell'uomo infermiere rispetto alla giovane in procinto di laurearsi in medicina. Se verranno riconosciute le attenuanti, la condanna potrebbe ridursi da ergastolo a 30 o 20 anni. La Corte d'Assise di Trapani intanto ha condannato all'ergastolo un uomo di 64 anni accusato di aver ucciso la moglie a coltellate. Il femminicidio è avvenuto in casa della coppia a Marinella di Selinunte 2 anni fa.
Mazara del Vallo, arrestati 3 giovani accusati di aver tentato di uccidere il ragazzo che a giugno era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso con ferite di arma da taglio e diverse fratture sul proprio corpo. Sul cellulare di uno degli arrestati trovato il filmato dell'accoltellamento. Uno dei giovani è finito in carcere a Trapani, gli altri 2 ai domiciliari. Cambiamo argomento, cresce la preoccupazione per l'emergenza idrica in Sicilia. Se a Caltanissetta ci sono abitazioni senza acqua da 1 mese e mezzo, ad Agrigento lamentano un calo delle prenotazioni dei turisti, ma in pericolo c'è anche la produzione biologica. Orazio Longo. Sono esasperati a Caltanissetta, in contrada Nishima da 1 mese e mezzo sono senza acqua. In molti anche in città sono costretti a servirsi di autobotti che non sempre tra l'altro sono disponibili e che hanno pure aumentato i costi fino a 400 euro al mese per i proprietari di bar e ristoratori. Residenti che hanno organizzato un presidio di protesta in piazza con lo slogan "Vogliamo l'acqua". Quell'acqua che non c'è, e non solo a Caltanissetta come è noto, una ordinaria emergenza che, come abbiamo visto, allarma in certi casi i turisti. 1 su 4 avrebbe deciso di disdire il viaggio nella nostra isola tra fine luglio e agosto, domandando addirittura se fosse fruibile l'acqua corrente negli hotel. E mentre il governo regionale monitora la situazione di Agrigento, un altro punto di vista è quello del prefetto della città dei Templi, Filippo Romano, che parla di problema contingente riferendosi all'emergenza idrica, puntando però l'attenzione anche su altri fattori, come l'utilizzo decennale e sconsiderato del territorio, abusivismo in primis. Da Catania l'associazione Abbetenea sottolinea che, nonostante alcune strutture della provincia non riescano a garantire adeguata fornitura idrica, la stagione turistica non sta patendo momenti di crisi, con un aumento dei visitatori stranieri. Punta il dito su altre emergenze come la spazzatura per le strade o la cenere. Ma non di solo turismo si vive, col Diretti Bio getta l'allarme sulle coltivazioni green, messe a dura prova dalla siccità. Ed ecco un anticipo record dovuto proprio a caldo e siccità. In Sicilia è già iniziata la vendemmia, i primi grappoli d'uva nei secchi dei viticoltori di una delle più grandi cantine d'Italia a Menfi, proprio nell'Agrigentino. Adelaide Barbagallo. Siamo a luglio ed eccoli i primi grappoli d'uva pronti per diventare vino. Con un anticipo record in Sicilia ha preso ufficialmente il via la vendemmia 2024. Ad Agrigento, nell'area di Menfi, in contrada Puccia, i vendemmiatori della più grande cooperativa dell'isola hanno preso in mano le forbici e cominciato a staccare le uve. A determinare questo anticipo eccezionale di uno dei riti agricoli più affascinanti i cambiamenti climatici, caldo e siccità, con vigneti fioriti già ad aprile. La causa principale è stata la siccità. Qui da noi sono cadute circa 250 mm di pioggia. Inoltre le temperature medie nella stagione primaverile e estiva è stato superiore alla media e quindi ha causato anche un anticipo del germogliamento, che le uve sono sane, integre. Ci aspettiamo ora al momento della vinificazione dei vini che siano varietali, minerali e quindi molto fruttati. Saranno vini di ottima qualità anche nelle province di Palermo e Trapani, ma alcune aree sono invece in fortissima difficoltà e accusano perdite che vanno dal 50 al 70%. È il caso dei circa 5.000 ettari di terreni dell'area mazzarese servita dalla diga Trinità, dove in queste settimane è stata garantita solo l'irrigazione di soccorso. Parliamo proprio di questa diga Trinità nella Trapanese. A causa del mancato collaudo, vedrete, molta acqua finisce in mare. Uno spreco inammissibile dovuto alla cattiva gestione degli invasi nella nostra terra. Marco Gullà. L'immagine paradossale di questa grave emergenza è questo lago nel Trapanese, il lago Trinità, la cui diga dovrebbe fornire acqua a 8.000 ettari di coltivazioni e che invece è costretta a gettare via in mare perché, nonostante sia stata costruita 60 anni fa, non è mai stata collaudata. Si parlava di emergenza fino a qualche settimana fa o il mese addietro, adesso è una vera e propria tragedia. Questo è invece il lago Fanaco nel centro della Sicilia. Come vedete non c'è più acqua e molti comuni agrigentini e nisseni sono a secco, un'altra cartolina grigia della siccità siciliana. La diga, non essendo collaudata, non potendo contenere l'acqua oltre un certo limite, dopo anche una piccola pioggia quest'acqua viene riversata in mare e vediamo dei vigneti, degli oliveti che hanno sete e l'acqua scorre finendo a mare. Noi potremmo sovrastare le difficoltà di 3
2-3 anni sicuro di siccità con le dighe piene, con la diga collodata, perché la diga contiene moltissima acqua. Ma le soluzioni ci sono, primi tra tutti i dissalatori, e ne abbiamo uno in particolare a Gela, in provincia di Caltanissetta, che ci costa qualcosa come 700.000 euro al mese. Lo abbiamo pagato 100 milioni, eppure lo utilizziamo inutilizzato, abbandonato, sta cadendo in pezzi. La fine del mondo quasi la vediamo così da queste parti, perché è un declino lento e doloroso, dove tu vedi vanificare tutto quello per cui hai faticato 12 mesi o in questo caso 9 mesi. Dal caro voli al caro traghetti, arrivare in Sicilia è sempre più costoso, in un'isola in cui tante spiagge poi sono inquinate, come ha testimoniato l'ultimo rapporto di Lega Ambiente. Infatti adesso il Codacons ha deciso di presentare denunce in procura. Francesco Triolo. Non c'è solo il caro voli, nel periodo estivo raggiungere in traghetto le isole italiane è sempre più un salasso per le famiglie, con i costi e i collegamenti che possono raggiungere anche uno stipendio mensile di un lavoratore medio. Adiconsum ha realizzato uno studio sulle tariffe di alcune rotte tipiche estive che riguardano anche la Sicilia. Ipotizzando di partire la sera del 16 agosto, arrivando a destinazione la mattina successiva e tornare sabato 24 agosto, i collegamenti in nave da Livorno a Palermo, andata in cabina, ritorno, posto libero, il biglietto parte da 1.099 euro. Da Genova a Palermo 1.210 euro, da Napoli a Palermo andata e ritorno in cabina interna 922 euro. Per le isole Eolie, senza la possibilità di prenotare una cabina, la spesa è di 934 euro per la tratta Napoli-Lipari, 887 euro per la Napoli-Stromboli. Una protesta che cavalca Federalberghi Isole Eolie, che denuncia sin da giugno 2022 un rincaro sulle tratte navi ed aliscafi operate in convenzione statale, che ormai ha raggiunto il 56% in più rispetto alle tariffe originarie. Tutto questo per raggiungere una regione dove diversi tratti di mare sono interessati da una forte contaminazione di batteri, come ha sottolineato anche l'ultimo report di Lega Ambiente presentato con l'arrivo di Goletta Verde, tanto che il Codacons ha deciso di interessare le procure della Repubblica di Catania, Palermo, Trapani ed Agrigento per accertare le eventuali responsabilità per l'inquinamento ambientale e ha chiesto ai sindaci di predisporre ordinanze con il divieto di balneazione temporaneo nelle spiagge interessate dal grave inquinamento. Il Codacons ha chiesto inoltre l'intervento delle ASP competenti e dell'ARPA per procedere con nuovi campionamenti per verificare il rientro dei parametri nei limiti di legge. Volta sostenibile a Catania. Inaugurate 2 fermate della metropolitana, Fontana e Montepo. È un altro passo verso Mister Bianco e verso Paternò. Il direttore della ferrovia Circumetnea Fiore dice: andiamo avanti spediti, adesso riapriamo il cantiere di via Castromarino. Torino De Mana. Avanti tutta con altre 2 fermate, Fontana e Montepo, che allungano la metropolitana di Catania. Il programma di investimenti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro procede, ora spedito verso Mister Bianco e Paternò, passando dagli 8 km e 800 metri a 10 km e 500 metri. Lo sviluppo della metropolitana prevede anche la fornitura già appaltata di 25 treni, dei quali 8 sono già in esercizio, ed uno di questi convogli, dopo il taglio del nastro, ha effettuato il primo viaggio da Fontana a Montepo. A bordo il ministro Salvini, il prefetto di Catania Librizzi, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Catania Trantino, l'arcivescovo Renna e ovviamente la dirigenza di FCE. E guarda ancora avanti il direttore generale Fiore. Ci auguriamo da qua a fine anno di aprire i lavori anche per Mister Bianco, così come speriamo di aprire velocemente i cantieri per l'aeroporto. A breve riprenderemo lo scavo sotto via Castromarino, sono in fase avanzata di preparazione tutte le attività propedeutiche riprese dello scavo, un momento importante, una buona congiuntura positiva per la metropolitana di Catania. Gli fa eco un più che soddisfatto Trantino, promotore anche del progetto Fermate d'Arte. Ma è Catania? Nel senso che vedendo queste 2 stazioni mi sento veramente come se ci trovassimo nel distretto architettonicamente più evoluto di Londra, Berlino, di qualche altra grande capitale europea, perché non solo parliamo di mobilità sostenibile, ma parliamo anche di una progettazione architettonica che dà spazio al piacere per l'arte e quindi alla possibilità di configurare la stazione non come un momento di transito veloce, momento anche di crescita culturale. Ed un'altra buona notizia arriva da Bruxelles, con un ulteriore finanziamento europeo di 68 milioni di euro per la tratta metropolitana Stesicoro Aeroporto.
E dopo l'inaugurazione delle 2 stazioni, in esclusiva alla TG Sicilia, il ministro delle infrastrutture Salvini commenta soddisfatto. Stiamo recuperando anni di ritardi, dice Tonino De Mana. Ministro, è una tappa importante questa. Bellissima, soprattutto in un quartiere periferico, unire la mobilità alla bellezza, l'arte alla possibilità di lavorare meglio è il miglior modo per cominciare la settimana. Ma che Italia è? Cantieri chilometrici, cantieri Lumaga sulla 18 e sulla 20, il viadotto Morandi che si inaugura in tempi record, perché questo? No, noi stiamo cercando di recuperare decenni di ritardo, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Questa ne è la dimostrazione, il ponte sullo stretto ne sarà la dimostrazione. Siamo qua da 20 mesi, vedrete che alla fine dei 5 anni di mandato ci sarà una Sicilia diversa e un'Italia diversa. Siamo a Catania nel giorno della nomina di Massimo Pesce a nuovo assessore all'ecologia. È iniziata e proseguirà per 2 settimane la raccolta porta a porta dei sacchetti della cenere dell'Etna nell'800. I sacchetti, trasparenti e resistenti, vanno esposti separatamente dalla frazione della raccolta differenziata prevista giorno per giorno secondo il calendario. Intanto l'opposizione attacca il sindaco Trentino sulla campagna di comunicazione contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti in città, parlando di spesa inutile. Arriva a Bellolampo la discarica pubblica che sovrasta Palermo, la commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. È una visita già programmata che segue però di 2 giorni un sabotaggio all'impianto. Intanto in periferia però continuano i roghi della spazzatura non raccolta. Manlio Viola. Rifiuti in strada a Palermo e roghi nelle periferie da parte di cittadini esasperati che danno fuoco ai cumuli di immondizia da un lato, sabotaggi agli impianti della discarica di Bellolampo dall'altro. In questo clima oggi a Bellolampo, l'unica discarica pubblica della Sicilia che accoglie i rifiuti di Palermo e del comprensorio e che è gestita da una società partecipata comunale, arriva la commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. I sabotaggi sono scattati a 2 giorni dall'arrivo della commissione, sono stati allentati i perni e danneggiati i componenti elettrici degli impianti di trattamento dei rifiuti, è avvenuto fra venerdì e sabato. Sabotaggi resi evidenti dai colpi di martello o di pala inferti in maniera classica al trituratore dell'impianto TMB. Sul tavolo del presidente della RAP Giuseppe Todaro sono arrivate segnalazioni dettagliate su quanto successo nel fine settimana all'impianto del capoluogo. Dopo aver raccolto tutti gli elementi, le imprese che operano all'interno della discarica hanno presentato una denuncia alla polizia. Sono episodi gravi perché mettono a rischio il lavoro che stiamo facendo a Bellolampo e in tutta l'azienda, dice Todaro, ma noi non demordiamo e andiamo avanti, dice il presidente della RAP, secondo il quale non ci sono ripercussioni comunque sulla raccolta dei rifiuti in città. Ma intanto roghi della spazzatura non raccolta sono stati registrati in via Patti, in via San Filippo, in via Giuseppe Lanza di Scalea e in via dei Volpini, tutte strade nella zona a nord della città. Ragusa chiude per crolli un'ala del Palazzo di Giustizia in via Natalelli. Si tratta di uno stop temporaneo adottato in via d'urgenza dopo che durante la rimozione di un condizionatore agganciato al soffitto si è verificato un distacco parziale del solaio stesso. Penitenziari sovraffollati, caldo soffocante nelle celle, drammatica la situazione nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, 4 detenuti sono in sciopero della fame, uno si è cucito la bocca. Difficile anche la condizione delle recluse a Catania. Giusy Lazzara. Una discarica sociale, quella occupata dai detenuti che sovraffollano le celle del carcere Ucciardone a Palermo. Spazi ristretti, permessi che non arrivano, celle invivibili. Una realtà drammatica che lo stesso garante dei detenuti di Palermo stenta a descrivere dopo l'ultimo sopralluogo. Chiudete la 9ª sezione. Non è che le altre sezioni siano stanze di albergo, ma la 9ª sezione è una sezione dove accade di tutto. Peraltro c'erano ben 4 persone in sciopero della fame, della sete e sciopero nei confronti anche delle cure, no? Oppure un altro detenuto che si è cucito le labbra perché
vorrebbe lavorare, vorrebbe un lavoro. Ci sono i gesti di protesta che diventano estremi quando lo sciopero della fame e della sete porta all'ultimo suicidio, quello di Giulio Rena, morto nel penitenziario di Brucoli, e sono 10 i decessi dall'inizio dell'anno in Sicilia. Oscura anche la condizione delle recluse che vivono nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Si ritrovano a vivere una situazione che è pensata per gli uomini. Effettivamente a volte mancano anche i mezzi per reperire i prodotti di detergenza o gli assorbenti stessi che abbiamo donato, perché poi un altro problema ulteriore all'interno del carcere è che anche all'interno di questi posti emergono le disparità sociali ed economiche. Morire di carcere non solo per chi deve scontare una pena, ma anche per le guardie penitenziarie sotto organico. 6 i suicidi dall'inizio dell'anno in Italia. E adesso vedrete le immagini sconcertanti di un uomo che a Palermo ha trafugato una panchina nella zona del tribunale dopo averla strappata dal marciapiede e essersela caricata sullo scooter. È stato ripreso da diversi spettatori sbigottiti, eccolo qua, mentre si allontanava con la refurtiva, la panchina sulla sua motocicletta. L'assessore Ferrandelli ha lanciato un appello perché la panchina sia ritrovata, indicando le strade che l'imprevedibile ladro potrebbe avere percorso. È stato tempo di musica, di tormentoni in radio, ma anche di progetti inediti made in Sicilia, come quello di Brando Madonia, giovane cantautore catanese che è uscito con un nuovo singolo e ad agosto aprirà il concerto di Max Gazzè a Noto. Eva Spampinato. Tutto l'universo non ha niente da dire riguardo le vite che ci ha perso. Una sala di incisione piena di strumenti musicali, mixer, poster e premi che si intrecciano con quelli di papà Luca in un viaggio lungo 30 anni, di padre in figlio, sempre nel segno della musica, bella, suonata, vissuta. Come sempre esisti, come sempre capisci che non sono come te. Lui è Brando Madonia e questa è la sua musica. Costellazione è l'ultimo singolo dell'EP Estate Lachea, un progetto musicale lungo un anno, tutto made in Sicily, anzi made in Catania, prodotto da lui e scritto con il fratello Mattia Madonia per l'etichetta Pulp Records. Ed è un brano sicuramente con sonorità estive, appunto perché era quello il mio intento per tutti i brani dentro questo EP, ed è, per come lo vedo io, una sorta di una malinconia spensierata. Trovato quest'idea di far uscire 4 EP stagionali, appunto partendo dall'autunno, ognuno con 5 brani e ognuno con un proprio mondo, cioè volevo distinguerli, anche proprio le sonorità le volevo distinguere. 34 anni, un animo gentile e la sensibilità di chi trasforma i pensieri in melodia. Ora è come se si parte prima dai social e poi si arriva alla musica. Mi sembra quasi come prima bisogna essere un po' influencer, una volta che hai l'attenzione per qualcosa allora puoi far sentire la tua musica. A fine agosto aprirà il concerto di Max Gazzè a Noto. Ritornare ad aprire un suo concerto in Sicilia, a Noto, davanti alla cattedrale, stupendo, non vedo l'ora. Brando Madonia. Adesso breve pausa, tra poco per il calcio le ultime delle siciliane tra campo e mercato. State con noi, vi aspettiamo. Così nuovo insieme con calcio e mercato in primo piano. Il Palermo è in chiusura con il centrocampista Blin. Il Messina ufficializza il primo acquisto. Intanto 7 gol per il Catania all'esordio con l'Assisi. Francesco Triolo. Calciomercato e calcio giocato vivono binari paralleli a luglio. A Palermo ormai si è addirittura d'arrivo per l'ingaggio di Blin. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche e dovrebbe raggiungere Manchester per passare i primi giorni di preparazione insieme ai compagni. Fase di stallo invece per Pierozzi. Il calciatore della Fiorentina era atteso a Livigno e sembrava tutto fatto, ma la situazione è in stallo e De Santis tenterà di risolvere in questi giorni. 7 gol invece per il Catania nel test stagionale d'esordio. A conclusione della prima settimana di ritiro, la squadra allenata da Domenico Toscano
Toscano ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione locale dell'Assisi, neopromossa nel campionato di prima categoria. Solo 13 gli elementi utilizzati dall'allenatore rossazzurro nell'amichevole durata 70 minuti e disputata allo Stadio degli Ulivi davanti a circa 200 spettatori, con Toscano che ha proposto un 3-4-2-1. Il primo gol della nuova stagione l'ha segnato Bois di testa su assist di Higuaini, quindi il raddoppio di Castellini, il gol di Di Tacchio e quelli di D'Andrea e Luperini per il poker del primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Carpani e la rete di Popovic timbrano il 7-0 finale. Non hanno preso parte al test Adamonis, ad Anastasio, Celli, Silvestri e Tirelli, tutti alle prese con programmi personalizzati, out anche Cianci bloccato da una distrazione muscolare e Verne impermesso per completare la riatletizzazione, atteso nuovamente in gruppo nel corso della prossima settimana. A Messina è stato ufficializzato il primo ingaggio, quello del centrocampista Diego Simonetta, classe 2002. Domani scatterà il ritiro a Zafferana e Tenei. In questo momento sono 5 giocatori sotto contratto, ma il clima intorno alla società continua ad essere pesante, con tante polemiche. Domani alle 18:30 in piazza Municipio prevista la manifestazione dei tifosi che chiedono al presidente Sciot. A Trapani la società Granada, mentre continua il pressing su Ricciardi e Lavellino, saluta Federico Marigosu, che su Instagram ha salutato i tifosi del Trapani dopo 2 stagioni. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione di TG Sicilia come al solito alle 20. Grazie e buon pomeriggio.